adesso reciteremo il Sutra della Prajnaparamita in italiano. È il testo delle preghiere a pagina 59. Così, una volta che il Bhagavan dimorava a Rajagir sulla montagna piccola degli avvoltoi, assieme a un vasto sangue di monaci e a un vasto sangue di bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era sortito nel savano sul ferrovio venerabile chiamato l'eccezione profonda. Contemporaneamente il bodhisattva Mahasattva Ayurveda stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shakyamuni così disse al bodhisattva Mahasattva Ayurveda: come deve destarsi ogni figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza, così parlò il bodhisattva Mahasattva Ayurveda e svolge ancora il venerabile figlio di Sarasvati. Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi a essa nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazioni, non diminuiscono e non crescono. Perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattori di composizione e coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, né neppure il costituente dell'occhio e così via, fino ad includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, l'estinzione dell'ignoranza, fino a includere anche le vecchiaie morte, l'estinzione della vecchiaia della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine di cessazione e sentiero, non c'è saggezza suprema, né ottenimenti e neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, perché non c'è ottenimento, il bodhisattva si basa nel dimora nella perfezione della saggezza, le loro menti senza misurazione, senza paura, essendo completamente andate al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale del nirvana. E affidandosi alla perfezione della saggezza è evidente che tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono anche completamente risvegliati e sono passati di perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassato, il mantra uguale ci può portare uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. In questo modo che il bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan deve essere quel samadhi che il bodhisattva Mahasattva Ayurveda dicendo: benedetto, benedetto, figlio del lignaggio, è proprio così, è proprio così.
저희 받으신 거는 때문에 나는 뭐 양보도 먼저 상황 계속 그냥 쇼크라는 거거든. Allora, andate a prendete il Sutra del cuore e andate a pagina 61, anche dove dice: è evidente che anche tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono anche completamente risvegliati alla sorpassabile perfetta illuminazione. Grazie.
딘데기나 능수디 다들 셰드들이 딱 가서들 나 때문에 로다 또 러시아나 진짜 세대가 이 안에 있는 다들 일단은 이 20초 능수 상국의 민족 이루어지는建立你的模拟这个导致经验，是吧？那这些说的，我认为一些操作的有的，当然呢，不说咱们人，他就说的舒服的事情，一些说的舒服的事情。这个说到这一些说的是新的台湾英语那个地方的语言，这英语，人家确实是那样的呀，新台湾语，他是这5个年前都是过，到这里然后看上这里，那东北人过的多的现在这，但可以，这个。数据库的全球上一年主要主席这些名字上面，这主席特别加起来什么第一团人都没有。当那人类所有的加起来他们特别是对실을是特别上面的，那这个点苏主要的、中主要音乐这个场景，这个它是演变就是原因的中国，但是种那边的呢，从外，然后我身体等呢，这个它是演变这个样，然后上。거꾸로 걸을 수 있어야지 가오사르죠. 이건 현실이 신도 차원이 때문에 탑시 뭐 예를 들지 용서해. 자, 드레이드 사례다 라밍 나 규지 rengi 그거 장종 구역에는 다른 걸 찾아라 사진을 준다고 지체 지라마 가상 다음에라고 시작해요. 너희들 대장 오르스 자체가 그 봐. 이년마다 리베 딱딱해서 수치를 그 봐. 학원들이 리베전을 거듭하다 루비전을 거듭했어요. 리베전은 로스가 선선을 나와 배 로야 되게 용되는 거. 얘는 노력이 나와. 얘는 아직 공부를 나왔어요. 러는데 나는 차로 전화해야 되는 거야. 근데 전화되는 공부를 못하니. 어디는 시나 남자는 시야. 탑시 예비 시대 남체와지 양손해야 돼. 남사들 보면 용공하고. 자, 이제 이제는 라밍 교육이 뭐로야? 내저기 뭐로야? 아니 주유 대본다고야 청주시의 요원에게 내려야 건강주님의 수명에 써야 돼. 태권을 고수해야 돼. 넘쳐을 잘했어. 자네는 끈줄되면 고수 년도라게 장사. 되게 년도에 대신자도 주고야 도와줘. 라게 때려만 주님이야 도와줘. 장수국이 신양면한 도와줘. 나한테는 말이야. 아니 뒤에 보여와서 이수분이 그들이 신청하시 무슨지 지장을 엔데가 또 되겠지. 그들이 신청 순지 되네야 오죽 특히 택과스를 용모들이라서 남에서 싫어게 엔 대신이야 지상계라고 하는 대상원이야 용모들 탐정으로 육매에서 시작해
저는 요새 명문적인 요새 찾아야 영화인데 개별로 돈이 들어 나와서 경제 상황이 요새 개별로 내리면 있는 자네 유무선지들 요새에 굉장히 돈이 돈을 모든 게 자들이 있는 명문적인 바다보라 배나는 여기 있는 자네 유명의 센서도 되는 양식의 자네 뭐라고 바로 정신 공유 되었죠. 자들이 공유 특히 대화에서 소리하는데 어디 뉴스부도 공유 특히 대화에서 저걸 무슨 너무 잘하셔. 어떤데 전주체 저는 전주이야. 전주의 소원직이 나가나原来说讲的下的33名医学，33下的他是一个名学，34下的特别说的是，34下的学不说的是，人家我们家的33名男的有一下的，这并不是往来处于往的基本往一场的，因为往是这个，那就是。Quindi quando parliamo di, come abbiamo visto in questo passaggio del Sutra del Cuore, è evidente che tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono completamente risvegliati nel sorpassabile e perfetta piena illuminazione. Lo stato dell'illuminazione, lo stato di Buddha, quello che chiamiamo lo stato di Buddha, che cos'è? Il volere ottenere lo stato di Buddha, quando parliamo della generazione della mente dell'illuminazione, così come spiegato nella Samaya Vakana, la mente che possiede i due desideri, che per poter essere di beneficio agli altri, che ha questa mente di altruismo universale, per poter completare, essere in grado di essere di beneficio a tutti gli esseri, voler ottenere lo stato di Buddha. Lo stato di Buddha che cosa vuol dire? Vuole portare tutti gli esseri senzienti nello stato della pacificazione totale, irreversibile, di tutte le emozioni distruttive delle loro impronte. E per far questo, se stessi per prima cosa dobbiamo ottenere quello stato, e una volta ottenuto quello stato ecco che siamo anche in grado di portare gli esseri senzienti in quello stato. Lo stato di Buddha è descritto in questo modo, o come l'ottenimento dei 4 corpi supremi. A volte si parla anche dell'ottenimento dei 2 corpi, per esempio in uno dei versi dei 60 ragionamenti di Nagarjuna, che dice: a causa delle 2 accumulazioni del metodo della saggezza posso io ottenere lo stato dei 2 corpi supremi e portare tutti gli esseri allo stesso stato. Per cui i 2 corpi supremi che cosa sono? Il Dharmakaya, il corpo della natura, e il Nirmanakaya, o il corpo della forma. Allora qual è il modo in cui, una volta che si sono ottenuti queste realizzazioni, è possibile essere di beneficio agli esseri senzienti? L'abbiamo visto ieri, gli esseri senzienti si beneficiano con la parola suprema, l'attività che veramente è di beneficio agli esseri. La parola deve basarsi sul corpo, per cui ecco che viene l'ottenimento del corpo supremo che sta per il beneficio degli altri, mentre invece è questo corpo supremo che si manifesta spontaneamente, che compie il beneficio spontaneo per gli esseri senzienti, deve venire da quello che è la sua natura, che è il Dharmakaya. Senza quell'ottenimento non si può ottenere un corpo supremo, una parola suprema, che sono di beneficio spontaneo agli esseri. Per cui ecco che questi due come vengono ottenuti dal punto di vista del sutra, come abbiamo visto ieri, tramite la pratica del sentiero profondo, che è la comprensione della realizzazione della vacuità, e di quello vasto che sta dal punto di vista del metodo. E per cui tutti questo dal punto di vista del veicolo delle perfezioni, per cui anche in questo caso, sulla base di quello che sono i vari aspetti della verità convenzionale, quelli diventano il metodo, e con la comprensione profonda che quegli aspetti non esistono in quel modo, ma sono completamente privi di esistenza intrinseca, quella comprensione diventa la saggezza, che piano piano, sviluppati sulla base del sentiero, ecco che portano ai risultati dei 2 corpi di Buddha.
per cui la spiegazione di quello che chiamiamo della base, che è la realtà, che sono le due verità, quella convenzionale e quella ultima, rispetto, proprio perché la realtà è in questo modo, in questi due aspetti, ecco che abbiamo un metodo, in due il sentiero che porta all'ottenimento è composto dal metodo, che sta dalla parte della verità convenzionale, e della saggezza, che sta dalla parte della verità ultima, e qual è il risultato della pratica di questi due? Ecco che sono i due corpi di Buddha. Quindi, quello che l'ottenimento di questi due corpi supremi, si chiamano Dharmakaya e Nirmanakaya, è l'oggetto della nostra attenzione, ciò che vogliamo ottenere, e la motivazione, lo scopo per cui vogliamo ottenere questo, che cos'è? È essere di beneficio agli altri. Questo dal punto di vista dei sutra, in questo modo si praticano il metodo della saggezza, non in un modo integrato, ma il metodo della saggezza che si aiutano l'un l'altro, perché sulla base di menti grossolane che si usano nel sentiero comune non ci può essere un'integrazione unica di una stessa mente che integra e prende come sentiero questi due, il metodo e la saggezza. Adesso oggi ci spostiamo nel Tantra, per cui per quanto riguarda il Tantra, metodo e saggezza non sono solamente affiancati reciprocamente e si aiutano reciprocamente, ma vengono utilizzati in un modo completamente integrato, indissolubile, e questa mente che racchiude in un modo indissolubile entrambi gli aspetti del metodo e della saggezza viene usato come sentiero. Questo tipo di potenziale pieno viene spiegato specialmente, avviene nel momento della pratica del Manutara Yoga Tantra, del Tantra dello Yoga Supremo, dove tramite le tecniche viene portata alla luce quella che è la mente primordiale di chiara luce, che è una mente non specificata di per sé per natura, non è né positiva né virtuosa né non virtuosa, viene portata alla luce tramite fermare le coscienze grossolane, le menti non virtuose, le emozioni distruttive appartengono tutte a questi livelli di coscienza grossolana, per cui nel momento in cui fermi queste coscienze grossolane e riesci a portare alla luce questa mente primordiale di chiara luce, in quel momento, perché non sono ancora abbandonati, l'aspetto manifesto di queste emozioni distruttive viene fermato e indirizzando questa mente primordiale di chiara luce nella comprensione della vacuità, che è una mente virtuosa, ecco che si è in grado di trasformare questa mente che altrimenti è non specificata, questa mente di chiara luce, in una mente virtuosa. Ora, prima dovevo dire questa cosa qua, ci sono, per quanto riguarda la saggezza che realizza la vacuità, come abbiamo parlato nei sutra, per esempio nelle 4 scuole, c'è una progressione graduale. Nel Tantra non si usa semplicemente quella saggezza che realizza la vacuità come nei sutra, che viene spiegata attraverso le 4 scuole, cominciando dalla prima, i Vaibhashika, principalmente arrivano a realizzare l'aspetto grossolano della mancanza del sé della persona, dopodiché i Sautrantika, perché sono simili, vanno un attimino più profondo. In effetti, se guardiamo i due aspetti della scuola Sautrantika, i seguaci delle scritture e quelli delle ragioni, i seguaci della ragione vanno molto vicino ai ragionamenti che fanno quelli i Cittamatri o della sola mente, poi dopo i seguaci della sola mente, poi i Madhyamika, per cui c'è una progressione sempre più sottile e profonda per quanto riguarda andare a realizzare quella che è la natura ultima dei fenomeni. Ora, nel Tantra non si usa esclusivamente questo, si usa una mente estremamente sottile, primordiale. Per esempio, oggi in questo insegnamento che il Tantra in generale è composto dai 4 livelli, Kriya, Acharya, Yoga, Manutara, Yoga Tantra. Per poter praticare Manutara, Yoga Tantra deve essere preceduto dalla pratica dello yoga, che è un po', poi quella anche deve essere preceduta dalla pratica del Acharya Yoga e poi del Kriya Tantra, per cui in una progressione di questo tipo. Ora, oggi questo insegnamento appartiene al modo in cui la scuola di buddismo degli Mappa
pratica, dei Mahayana, principalmente gli Sharvaka, praticano la realizzazione delle 4 norme di verità con i loro 16 aspetti. I Pratyeka principalmente pratica per ottenere la loro realizzazione, praticano quelle che sono le 12 ramificazioni del divenire dell'esistenza, e invece i Bodhisattva sul veicolo Mahayana principalmente praticano le 6 perfezioni. Poi ci sono i 3 veicoli del mantra segreto esterno, il Kriya, l'Upa Yoga e il Kriya, l'Upa e lo Yoga, che sono detti anche il veicolo dello sforzo, che pongono un'enfasi maggiore in quello che è l'aspetto esteriore, le pratiche esteriori. Poi dopo abbiamo invece il veicolo del mantra segreto interno, che sono i 3, Ani e Mahati Yoga, e questo si chiama il metodo della presa di potere sulle emozioni distruttive. Perché si chiama così? Perché dal punto di vista dell'esposizione di questo sentiero, certo, benché sia la mente primordiale di chiara luce, nel momento in cui viene portata alla luce manifestata, ferma, le coscienze grossolane si sono fermate. In questo veicolo, in questa spiegazione, viene spiegato come questa natura profonda, primordiale di chiara luce è posseduta da tutti i tipi di coscienze, anche quelle grossolane come le emozioni distruttive, benché superficialmente queste emozioni distruttive abbiano questa loro natura negativa, distruttiva, profondamente la loro natura è permeata dalla mente primordiale, dalla mente primordiale di chiara luce. Per cui in questo modo, riconoscendo questa natura e facendo in modo di forzare questa natura rispetto a quelli che sono gli aspetti grossolani di tutte le menti, anche quelle distruttive, che queste cessano di essere manifeste e questa viene utilizzata integrando appunto la mente primordiale di chiara luce, il metodo della saggezza, in un modo completamente univoco. 아는 저기 그네 애나 탑시 연미실로 세야지 애나 삽세님이 세야지 나한테 서울서도 돈이 나와요 로스치 센스들도 하이는 저스치 나 그냥 살아보냐 애나 살아보면 아니 하면 것이야 하고는 그만해 아니 싸움하게 아는 지금 상계에 나오네 영화를 내지 그 화제는 돼 있어요 지금 산업이라 이제는 아니 다가서 나가는 아니 타매를 유기 아니 사이 유기 상 나가는 시기 류들은 다음에 아니 많이 사이 사이 많이 쉐샤 럭시처 럭시기 지금 그게 판단이 되죠 용평이 그런 데지서 용어들도 많죠 럭시는 럭시기 품어서야만 해야 거 자, 드레이드 선다 아다가 하이 미리미리 사용을 법에는 쉐 제대로는 럭시 네, 그런 사이에 이제 주도 부산은 제발시나요. 그다음에 다른 시기 아니 동네에서 댄싱이 중요해 있어. 저는 댄싱이 경우 남이 좀 싫어해 있어. 아니 학교가 싸워야 학교 끼고 싸워야 아니 남이 나와 누가 사이는 댄싱을 하는 있어. 그런 사이에 시기 주도 부산 아니라 토론하고 딴 일에 수고하면 장을 말하는 실질적 부분이 타입이 있으면 몇가지 말했어. 실질적 부분을 들었다고 마산에 타입만 있으면 많이 말했어. 어느 나라에서는 타입은
저는 중심을 정확하게 나가게 되거나 하게 되거나 직원이 있죠. 따라서 이해하면 직원이 있어요. 그래서 인산에 독립권이 마다변화 저거 성공 의회원 최소가 나왔고 반드시 저거 우리는 큰 분이 고마워도 나는 저거 누구야 그런 생각 가서 야원해 나 그때 나 그냥 시간에 그거 현실의 인산에 독립권을 나는 저거 나는 저기 뒤니 동상 나는 저기 방가니 동상 직 뒤 러시아를 따오는 게 쉽지 장 인데기가 나는 저기 뒤니 동번뒤 남래 독립동을 뒤니然后呢사람들 창자에 끝까지 파트를 시작했습니다. 그래서 마음심들은 마지막 주에서는 덕시포 요사들 이렇게 도주요래. 단 하나의 덕시포에서는 제일 최신성이 유면 다음에 마지막 사세에 되었어요. 그래서 여기서 저희 사실 공부도 제가 제사를 저기 다들 맞게 차니 다들 타면 문제를 나게 보여야 돼, 하에 나게 보여야 돼, 다들 타면 맞게 들어가면 좋아. 늘 사실에서 나한테 더 차이에서 사실에서 관심을 해가지고 저들이 덕시 포함사 지금 수요일에 이 대화를 나야 덕시 포함사는 다들 아무런 사제 이슬람에 먼저 드리줘야 돼. 시에 나와 샤니 삼자는 혹시 드리기 전에 다 그냥 독립권에 나의 나는 저거 뒤니 아니 동사는 대가야 독립권에 그 뒤니 신앙하고 시작해서 사람들 창조에 얘네가 계신 자소천이니까 계신 세계에 있는 하나의 독립권을 수능하셔가지고 독립권을 수능하셔야 제가 독립권을 수능 풍국지식이 나와서 달라때는 딱그 만대 싸움나는데 만나서 맨날 샤 만나서 풍국지식을 때는 다 되겠지. 독립 가서 독립은 야발 샤 소설 너무 추구모는 지금 나가지. 뒤 수능 하셔야 상관에 이들 저기 있어야 돼. 27일 이후에 수고를 시작해야 된다. 정말 샤야 돼. 대우를 있어야 돼. 대우산이 있어야 돼. 나는 진짜 다른데 매매원에 깨야지. 나중에 이 시간에 가다 또 파보면 그 뒤에 독립법을 따는 게 좋은데 독립법을 너무 하셔 버리고 와도 다 사용한 사진의 인상이 생각을 주면 완전히 사실은 감독해요. 나한테는 독립법을 수능하셔 해라. 대민경의 시간이 이 70시간이 신의 대대 독립을 위하죠. 또 세민에서 네가 되고 세민 끈을 찾아서 저기를 찾아서 지금 3대 세집을 띵 두야 나라에 매내 3대 자네 3대 자타 타고들은 3대에서는 돈이 못하죠. 이 돈이 나오면 통한데 세제가 나오면 우리의 돈이 뭐니? 돈이 주로 하셔가지고 영구야. 아들이 재미가 나면 이제 돈이 또 양면치야지. 단지
돈이 한번 근데 정원이야 신의 부여 근데 이제 매네다 자네 부여 신의 부여지 내내 자자 타바자 상대에서 되게 신의 부여 제 돈들로 됐다 가서 했다 돈이 우선도 파악이야 교통을 차니까 그래서 돈이 공적으로 이제 원래는 저 들이 그래서 다 한번 써야 돼. 보다 더 써. 이제는 서 돈이는 이거다. 서 자체가 하이퍼로 이건데 뒤집어야 되겠지. 아니 서 자체가 하이퍼로 돈이도 손으로 하셔 상당히는 매워다 사세님이 최근에 소셜 제스처를 지기 사세님이지 레이블 애는 하이고 먹어야 돼人山界上设计部的书你有了设计部的那么结束这个经人的经或者那么结束这个南经20몇 개월 전에 돈이 양을 시작하는 그렇잖아요. 근데 양상 이식이 굉장히 좋으시야. 권을 가르치는 의원들이 이시들이 집에 집어가면 제가 권을 배니 다 아니 다반인들이 이시수들이 모니들이 다 다반인들이 하는 레이블 다 수기군데 요즘 걔네들이 깨버렸어. 아는 자학회명과 정신을 배워야 수익을 지식 넘어야지 슈글이야 제스트를 열는 거고 수글이야 제스트를 열는 건데 수글 지식 넘어야지 그리고 그들이 비슷하네 슈글이야 제스트를 유지 공유하는 것이 수글의 제스트를 몰라서 라마스 받으시면 제가 뭐냐나 이런 것이 라마스 인서 대적자기 산들이야 되는 유저도 시기가 뭐 제스트도 있거든요. 나 제스트도 있지 점수 선수전이 있어요. 나다 배제를 지시 특별 주제 특별 수준 무슨 저 수군이 원래 지금 생각이 때보다 이제 나다 현재 아니 별별로 주야 수군이 지금 있는데 딱 대다 제수 준비 아니 유리 다다네 제대로 한번 잘 아니 고치고 유지하고 나 다른 참여를 얘기 그러나 제에서 자동차인데 참여를 얘기 자동차는 상담하시기도 알아도 그거를 말도 얘기가 뭐 동안 샤워를 하는 샤워 제도 샤워를 하고但주시도 어제 그럼 네 가서 지금 도가다시 우동마 정수 아니 누구지가 아니라 우동다시 샤워는 뭐지 좋죠 이게 가르치지 제가到底동의도 수는 하나 샤워지 그래서 명월에 상당히는 애고 이식은 상당히고 아니 양을 가서 들으나 이제 말이야 소소가 전차고 하는데 차동에 제那什么真正成功了？大家的项目是，可是的，查实了，我们也不是不也完了的，那个查确实是干净。不，我们觉得我们去印度了，他接受是个地方啊，他说的，对不对？哎，看到很多了，东西这个时候他小上班就是在地里路。私もあれだと、ジェリーさんね、ジェリーに、あらいに、ニャンシャ、東京もやってき、西地区に来て、東北湾で、東京のそのハルシャは、だからね、結構こんなで、そこのナンバー2名、そうだ、特別、ラムチャイク。で、東京のその3名、みんなね、撮影に来ちゃう。
합시 모예미 딱 모예미라고 가셔야지 이제 가다 합시 파르도시면 특별히 특별히 실비스는 특별히 써주십니다. 난 합시 못찍 합시 예미 못찍이 마음이 이것이 이제 그래서 하기 뭐 좋은 산에 아니 구두순순사지가 어디가 다 대용이야. 처음에 딱 보는데 사세님이 있는 정도에 유용해요. 아니면 도다들 되시네. 걸어. In più c'era un altro passaggio prima, per esempio nel Kriya Tantra, in cui si usano il metodo per portare e utilizzare questa integrazione del metodo e della saggezza, è lo yoga del vasto e del profondo, nel senso dell'aspetto, dei segni e della chiarezza. Per cui questi due, da una parte lo yoga della profondità, che è la realizzazione della vacuità, lo yoga dei segni è l'aspetto della divinità stessa in questa divinità, per cui nel Tantra si pratica quello che è lo yoga della divinità, ci si immagina nell'aspetto della divinità. Ora dobbiamo analizzare un attimino che cosa vuol dire pensarsi, visualizzarsi nell'aspetto della divinità. Per esempio il grande maestro Sangye Yeshe in una sua analisi di un testo che parla delle scuole filosofiche si chiede ma come fa lo yoga della divinità a diventare l'antidoto all'afferrarsi al sé, all'afferrarsi alla vera esistenza. L'antidoto all'afferrarsi alla vera esistenza è la realizzazione diretta della vacuità. Per cui che cosa vuol dire meditare lo yoga della divinità, che è la pratica fondamentale nel Tantra. Per esempio in molti testi del Tantra troviamo questi due mantra sanscriti, Swavashuddha Savadana, Swavashuddha Amushinatayana Mezza Swavamatva, in alcuni altri testi, come per esempio nel rituale del grande compassionevole in relazione al Kriya Tantra, non sono specificati questi mantra, ma si medita la vacuità. Ora, meditando la vacuità, per esempio nel Sutta, nel momento in cui meditiamo la vacuità, solamente durante l'assorbimento meditativo in cui la mente contatta, realizza, conosce esclusivamente la vacuità di vera esistenza, in quel momento a quella mente non appaiono più le apparenze ordinarie. Nella pratica del Tantra questo si visualizza specificatamente di dissolvere tutti quelli che sono gli aspetti ordinari insieme, accompagnandoli con la comprensione della vacuità, si dissolvono tutte quelle che sono le apparenze ordinarie e in quel momento rimane solamente l'aspetto della vacuità. Quella mente stessa che realizza la vacuità, che comprende la vacuità, è la mente che poi appare nella forma della divinità. Tornando alla nostra discussione, come ha parlato il maestro Sangye Yeshe, se noi pensassimo, ci sono varie discussioni filosofiche per quanto riguarda lo yoga della divinità, alcuni che parlano di cambiare, di spostare quello che è la base della designazione del sé, altri che parlano che non c'è un cambiamento della base della designazione del sé. Se noi disegnassimo solamente adesso su quello che è il corpo ordinario, il corpo fatto di carne, di ossa, improvvisamente invece di chiamarlo più io, questo ordinario, lo disegniamo col nome della divinità, quel tipo di designazione non fa proprio niente per contrastare la visione che si afferra un sé. In più è una mente errata esattamente come è la mente che si afferra un sé. Dal momento che è una mente errata vuol dire che non realizza la realtà così com'è, è un'emozione distruttiva, per cui non potrebbe diventare nessun metodo positivo, anzi sarebbe esclusivamente distruttivo. Per cui invece anche pensare improvvisamente io così
così come sono, questo corpo improvvisamente sono il corpo della divinità, non avrebbe troppo senso. Non avrebbe troppo senso, per cui in realtà di che cosa si parla? La mente stessa che comprende la vacuità, che va a analizzare e comprende la vacuità, che realizza che i fenomeni sono privi di vera esistenza, questa mente stessa, questa realizzazione, questa comprensione della vacuità, che è lo yoga del profondo, senza segni, ecco che prende l'aspetto, stiamo parlando ancora del livello del Kriya Tantra, per cui ecco che prende, per questa terminologia, questa mente appare, prende l'aspetto della divinità, e questo è lo yoga con i segni. E questi due aspetti del metodo e della saggezza, lo yoga dei segni e senza segni, sono integrati in un'unica mente. Su questa base, ecco che a differenza di prima della realizzazione della vacuità, la base di designazione è un attimino diversa adesso è questa mente che ha realizzato la vacuità, il cui continuum finale matura con il Dharmakaya, per cui ha preso l'aspetto del Dharmakaya, che è quello dei risultati in questo momento del sentiero, e su questa base è apparso nell'aspetto del corpo della forma, della divinità, che è simile a quello che sarà il risultato del corpo della forma che possiede i marchi maggiori e minori di Buddha. Adesso è il momento del risultato e si designa Dio, per cui è un po' diverso in questo momento la designazione del Dio, questo Io un po' più straordinario di quello di prima, altrimenti come potrebbe un orgoglio divino danneggiare quello che è invece l'orgoglio ordinario, il pensiero ordinario, senza che ci sia sorga dalla mente che ha realizzato la vacuità. Per cui tutte le pratiche che sono inerenti alla pratica del Tantra, cominciando dal Kriya, che è il primo di questi livelli del Tantra, si basano esclusivamente sulla vacuità, sulla comprensione della vacuità, ed è quella stessa comprensione della vacuità che poi prende, che è simile appunto all'aspetto profondo che si riferisce alla realizzazione della vacuità, e l'aspetto chiaro che si riferisce all'aspetto della divinità. Sono entrambi adesso il sentiero che sono simili nell'aspetto a quello che saranno i risultati, ovvero che si vuole ottenere, ovvero sia i due corpi di Buddha, il Dharmakaya e il Nirmanakaya. Questi due aspetti, che sono il nostro risultato finale, per ottenerli devono possedere delle cause. Queste cause, le loro cause sostanziali, devono essere simili a quello che sarà, così come per tutti gli altri fenomeni, a quello che sarà il loro risultato finale. Ora, nella pratica dei sutra, quando pratichiamo le perfezioni, l'aspetto simile, ciò che porta come risultato dal punto di vista della causa sostanziale del Dharmakaya, è la realizzazione della vacuità, la pratica del metodo, che è simile proprio perché è simile nell'aspetto a quello che sarà il suo risultato finale. Ma la pratica del metodo, il risultato finale del corpo supremo della forma e della parola, che sorge nell'aspetto con i suoi marchi maggiori e minori, dal punto di vista del metodo e del sutra, non è esplicitamente chiaro dal punto di vista di causa sostanziale, simile a quello che è il risultato. Ecco perché invece questi due, metodo e saggezza, che sono il sentiero, le cause sostanziali di quello che sono i due risultati finali, il corpo del Dharmakaya e il corpo della forma, si trovano in un modo integrato al momento del sentiero, e esattamente come cause sostanziali simili a quello che sarà il loro risultato nella pratica del Tantra. Per cui è ovvio che questo va meditato sulla base della vacuità, tutto il Tantra, altrimenti sarebbe estremamente scomodo. Per esempio, quando meditiamo Cerrezzi a 1000 braccia, 1000 capi, che cosa vuol dire? Che sarebbe molto strano, mi scappa quasi da ridere a pensare di mettere una testa sopra l'altra, sopra alla testa che ho già, e averne 1000. Oppure vedete anche nei disegni, proprio perché il disegno è costretto, è piccolo, ci sono 1000 braccia, ma in realtà si vedono solo le braccia, le 11 braccia fondamentali, le altre sono indicate solamente da delle mani che sono
nascono una dopo l'altra, come se un po' come uno se fosse handicappato e avesse tanti piccoli moncherini di braccia che escono, sarebbe molto strano, no? Per cui tu invece, sulla base della meditazione della vacuità, quella mente che realizza la vacuità, ecco che appare nuovamente non più il corpo ordinario fatto di carne ed ossa, ma nell'aspetto puro della divinità, con 1000 braccia, 1000 teste, eccetera. E su questa diventa la nuova base di imputazione, di designazione del sé come aspetto divino, per cui questo avviene a livello di visualizzazione, di immaginazione, ma sulla base di questa mente che ha compreso la vacuità. Poi, per quanto riguarda l'integrazione vera e propria di metodo e di saggezza, qui dal punto di vista del Kriya Tantra, sulla base del generare il canone morale, sulla base della divinità, ecco che si unisce la pratica della visione speciale, quella stessa mente che realizza la vacuità, e questi due diventano la saggezza che sorge dalla meditazione, che diventa la causa speciale poi per entrare sul sentiero dei superiori. Nel Manudhara Yoga Tantra questa integrazione viene fatta a un livello molto profondo, non più utilizzando questo tipo di mente grossolana, ma la mente estremamente ultra sottile di chiara luce che veramente integra entrambi il metodo della saggezza e diventa quella la causa sostanziale poi dell'ottenimento futuro dei due corpi supremi. Non so. 사진이 오시에, 나한테 감다.
공부 매매 개발 대책. 근데 지금 다 상하는 거예요. 이제 지금이야. 다 그게 받았어. 그 사람들 사면 지금 왔다. 나한테 사면들 많았던 예배지. 감도하시고 이무식하서 노소한 감도하시고 이무 예배지. 시수분이야 누구랑 자서 예배지. 나는 누구니야 세워져야 차이자 생명이 가면 양성하는데 네 누구니야 너는 커는 배우지. 네 통은 누구야 세워져야 돼. 왕이 유명시해야 돼. 나들은 왕 왕자 주신 왕 자세히 보이는 면허 보여 지금은 주시 바로 나가야 돼. 아 저유 사실은 저유 시식을 완전히 도시에 membership 빼면 중국식 지식을 처치 어제는 리스트 제를 나야 유지 가서 나오는 거. 다음도 그거거든요. 저기 빼면 주시고 난 데려야 하나만需要 적극적인데 항상 항상 그것을 있는 경험과 빼면은 영화를 찾아요. 그리고 가장 좋아요. 주시는 적어졌는데 지금 6년 동안 시라야 어렵죠. 어느 곳에 나들이 주시고 차분적으로 경험과 빼면은 영화를 이게 뭐 무야지.当我只是个人，让当我现在这只是有完了，我把它这个大部分的成绩下所有的没什么这样的，但是做的时候，像这一对这样这样的生意，生意这样的没什么这样的。主动时间的网课和网络微信课的那个本身超过数量，本身超过数量是来这个生意的天地，说到到的时候呢，这个的，他说的超强的，说到我这个的。到那个是说他这个经历，把他这个到我有这个出来，这个全是社会到我重要的身体啊，把它搞起来，这一句，人家的给人组队有问题，给人组队有说，给人民主这个给人主张上产生，你看这样的，这给人组队有多没多？Allora, per prima voglio dare quelli che sono i voti della liberazione individuale dei laici. Quanti di voi vogliono prenderli? Alzate le mani.
그냥 망쳐드리는 말에 이렇게 쉬쉬쉬 더 늦으려는 중에 내가 잘 말해. 나한테 냠디나 가서 그 빵카운데 차 운동원에 냠카운데 근데 나한테 양디를 지키는 아니 참 공시잖아요. 지금 병원들 샴시가 샴도 공시 유인사는 참 때도 막맞잖아요. 참 라시스도 참 쇠줘야 돼. 뻔히 있습니다. 제가 애들이 어떤 순간 나한테 스무살 기분도 다 가다로 심하고 있으니 그와 미유의 곱대 줘야 된다. 타고 타야 나라에 도시마와 수비인 세 도시다 이렇게 돼야 돼. Allora, per cui come abbiamo ieri, adesso torniamo al nostro insegnamento, per cui abbiamo visto ieri che durante il giro della prima ruota del Dharma, principalmente il mondo del Signore, i 4 nomi di verità e i 16 e i 12 anelli dell'elucidazione interdipendente, durante il secondo giro della ruota del Dharma insegnò direttamente la vacuità e durante il terzo giro della ruota del Dharma la natura della mente che ha una connessione diretta poi con il nostro scopo della pratica del Tantra. Vedete, se la pratica del Dharma viene fatta sulla base di avere una comprensione totale dell'insegnamento di Buddha, allora si vede chiaramente qual è la sua progressione graduale, dove ogni stadio porta all'altro e diventa qualcosa di molto comprensivo, inclusivo, una pratica veramente fatta bene. Se invece non abbiamo una comprensione totale dell'insegnamento del Buddha, ma sappiamo solamente delle piccole parti di questo insegnamento e lo pratichiamo, la nostra pratica non può essere effettiva. Per esempio, praticare solamente senza avere un fondamento di comprensione totale, solamente dei piccoli aspetti di quello che è l'insegnamento totale, non è qualcosa di efficace. Per esempio in Tibet un pochettino è andato in quella direzione, con la grande propagazione del Tantra. Uno pensa, adesso io pratico il Tantra, per cui pratico lo yoga dei venti, dei canali, delle energie sottili, delle gocce essenziali, oppure pratico i 6 yoga di Naropa e basta, senza avere una comprensione totale del sentiero. La pratica non è efficace in questo modo, non si avrà veramente, non si potrà fruire della totalità di quello che è il sentiero. Io lo dico spesso, dal punto di vista dell'insegnamento e del modo in cui si insegna, ci sono insegnamenti per specifiche persone e invece l'insegnamento che è più in generale. L'insegnamento per specifiche persone, che cosa sono? Sono delle istruzioni che vengono date in relazione a delle specifiche persone con delle particolari impronte a maturare. Ma anche questo deve avvenire sulla base di quello che è una comprensione dell'insegnamento vasto, generale, altrimenti non può essere efficace. Quindi questo come introduzione, per cui per praticare quello che è il sentiero del mantra segreto o del Tantra è necessaria l'iniziazione che fa maturare. È un po' come quando prepariamo un campo, un terreno per seminare, per avere un raccolto. Prima di seminare il terreno va preparato, poi si semina, poi si coltiva per poi avere il raccolto. Noi il seme, noi che cosa vogliamo ottenere? Lo stato di Buddha, il seme di questa Buddhità, come vi ho parlato ieri, il Tathagata Dharma, il seme della Buddhità, è già presente dentro di noi, Questo va stimolato e attivato, adesso in questo contesto che è la pratica del Kriya Tantra, tramite la pratica dei 2 aspetti di questo sentiero, che sono l'aspetto profondo e l'aspetto della vacuità e l'aspetto della chiarezza. Una volta che questo viene attivato in questo modo, ecco che si ottengono i 2 risultati. Per cui all'inizio, per poter attivare questo seme, utilizzarlo nei 2 aspetti, profondo
c'è l'iniziazione che fa maturare questi aspetti, l'iniziazione che comprende due aspetti, l'iniziazione dell'acqua del vaso e l'iniziazione della corona. Ora, nel Kriya Tantra abbiamo di base tre lignaggi, possiamo dire, o tipi, che vanno: quello superiore è quello del Tathagata, quello intermedio è quello del Loto e l'ultimo è quello del Vajra. Questa iniziazione si riferisce a quello che è la famiglia, chiamiamolo il tipo del Loto, del grande compassionevole. Questo lignaggio viene scaturito da un insegnamento dato a una persona particolare, ovvero sia questa monaca completamente ordinata che è Lama Palmo, e sulla base di questo è un insegnamento che è stato molto propagato in Tibet e si è sviluppata molto la pratica del Nyune, quella che si chiama del Nyune, che è una pratica di austerità che viene fatta. Per cui per prima cosa, prima dell'iniziazione, se avessimo avuto tempo, questa iniziazione comprende prima uno stato iniziale che è la preparazione e poi l'iniziazione vera e propria. Dal momento che non abbiamo tempo li faremo insieme, e la cosa più importante della preparazione è quello che chiamiamo la generazione della mente dell'illuminazione, della responsabilità universale. Questi due aspetti, quella la mente dell'illuminazione del desiderio e quella dell'impegno vero e proprio. Quella dell'impegno vero e proprio viene nel mezzo dell'iniziazione, per cui faremo prima il primo tipo di generazione della mente. Inoltre, dal momento che la mente dell'illuminazione, la generazione dell'illuminazione deve basarsi su quella che è il suo fondamento, e il fondamento di questi sono i voti della liberazione individuale, in questo caso per i laici. Questi voti sono di due tipi, quelli con celibato e senza celibato. Quello che faremo oggi è quello senza celibato. E quali sono questi 5? Sono molto semplici, non c'è niente che non si possa mantenere: non uccidere esseri umani, non rubare, non abbandonare l'adulterio. Il quarto è non mentire, ma non mentire piccole menzogne, non mentire di aver ottenuto delle grandi realizzazioni, per cui questo non c'è troppo pericolo che questo avvenga, probabilmente, anche se ogni tanto dite una balla o un'altra, non va a intaccare questo voto. E il quinto è un po' quello più problematico, quello di abbandonare il bere l'altro. Ora, io lo so che qui molti di voi sono abituati anche a livello così sociale o ricreativo, come abitudine, di bere un pochettino di vino, di bere un pochettino di acqua. Per cui questo quinto voto dovreste pensare che quando lo prendete, che promettete di non ubriacarvi. Un pochettino di vino lo potete bere, non c'è problema a livello sociale, ma fate una forte determinazione che questo voto vuol dire che non berrò più fino all'ubriacarmi. Per cui questi voti della liberazione individuale, appunto, ho chiesto quanti li volete prendere, dovevo prima spiegarvi in realtà per farvi capire cosa fosse, comunque adesso sono stati spiegati. La motivazione dovete pensare di prendere questi voti e mantenerli con l'obiettivo di ottenere la liberazione, non solo. 학교에 있는 애니 원하는 게 왜 최고죠?
소수 유를 모든 유니 이해되게 어디에 만든 큰데 약다셔서 자기네 이들이 저 긴장을 주었어 사회적으로 최적으로 이들이 나도 어나 이들이 다 겪은 뭐도 당내 하는 도발을 그거래 다 잡으라는 게 그래야 너희 제대전에 다시 인터넷 문제책으로 뭐지 다 빠지지 부족하는 거라면 최소하게 잡고 이 레슨 제대체 아니 레슨을 그거는 아니 무슨 무슨 한지에 개인도 유를 계속 잡아치라 per cui inoltre il rifugio è la base di tutti gli addestramenti, perché è quello che ci prefiggiamo di ottenere nella liberazione, per cui il rifugio viene prima, il rifugio del Buddha, nel Dharma, nel Sangha. Il rifugio principale è il Dharma, e il Dharma cos'è? Come vi ho spiegato anche ieri, è la verità della cessazione, la cessazione totale, irreversibile, che si ottiene tramite la pratica del sentiero, per cui cessazione e sentiero diventano il vero e proprio rifugio, per cui avendo compreso che tramite la pratica del sentiero ciò che vogliamo ottenere è la cessazione, ecco chi ci mostra questo sentiero, come abbiamo visto ieri nella lode del sorgere dipendente, il maestro supremo, insuperabile, che ha insegnato il sorgere per dipendenza, per cui il Buddha Bhagavan, e il Sangha, che diventano ciò che ci aiutano a portare a praticare e a ottenere, a praticare il sentiero e a ottenere questa realizzazione. Ora, se dovessimo ripetere delle frasi elaborate in tibetano sarebbe un po' complicato, per cui adesso che cosa faccio? Reciterò la formula del rifugio in Sanskrit, Pali, Buddhanam Sangharam Gacchami, e voi ripetete e voi ripetete dietro di me e pensate che in questo modo ricevete anche i voti della liberazione individuale dei laici. Per cui adesso bisognerebbe fare le dimostrazioni. Per prima cosa Buddha è dietro di me, però dal momento che non c'è bisogno di alzarsi, giungete le mani così come vi ho fatto vedere, e pensate che adesso prendete rifugio nei tre gioielli per ricevere, perché volete ricevere i voti della liberazione individuale. Per cui ripetete dietro di me. Per cui per quanto riguarda i nostri amici cristiani, musulmani di altre religioni in questo momento, pensate a quello che è il vostro rifugio, a cui vi affidate il vostro Dio, e pensate che seguirete esattamente in accordo ai suoi insegnamenti. Buddham Sharanam Gacchami, Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Questa è la Buddham prima Sharanam ripetizione. Gacchami, Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. 다스버디 상상상 마찬가지에서 책도 나오다 라면을 무슨가지 개인도 이걸 계속 삼으셔. Alla fine della terza ripetizione Sharanam Gacchami, pensate che ciascuno di voi nel vostro continuo mentale sono sorti i 5 voti della liberazione individuale. Buddham Sharanam Gacchami, Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. 나중에
개인적인 동을 위한 일이죠. 다른 거인지 요즘에 내게 저는 가다 개인적인 것이 러버 최신 수원의 시직 알아기 최신 수미 상 senza lasciare. A questo punto pensate in questo modo, prendete queste decisioni così come i precedenti seguaci, discepoli di Buddha hanno fatto e hanno praticato, io farò esattamente come hanno fatto loro. 난 생기 시험받아서 저는 잘못 살아있어 니나 저는 이렇게 Non ci riusciamo a sapere. Andate a pagina 63 del librettino dove c'è il rituale del bodhicitta della mente dell'illuminazione che faremo ora. Per cui adesso facciamo in questo modo. Per prima cosa l'oggetto principale che è il nostro testimone davanti al quale prendiamo il rituale della generazione della mente, dietro di noi è rappresentato da Buddha Shakyamuni, circondato dai Pandita. Voi visualizzate in questo modo che davanti a voi c'è effettivamente Buddha Shakyamuni, circondato con a sinistra Nagarjuna, con tutti i lama del lineaggio profondo, Asanga, maestro Sangha con tutti i lama del lineaggio vasto, assieme circondato anche dai 16 arati e così via, i discepoli principali al tempo di Buddha Shakyamuni, e tutto intorno pensate anche che proprio davanti a voi, nello spazio davanti a voi, sono presenti tutti i grandi maestri, tutti i lama, tutti i grandi santi del Tibet, di tutte le tradizioni, Sakya, Nima, Gelu, Kagyu, Jonapa, sono tutti presenti davanti a voi, per cui con una forte intenzione, proprio davanti a loro adesso, avendo loro come testimoni, genererò questa mente dell'illuminazione mentalmente, senza le mani giunte, mentalmente, senza bisogno di recitarlo con la bocca. Fate la preghiera in 7 rami, ovvero sia le prostrazioni, le offerte, la confessione, il gioire, la richiesta di dare insegnamenti, la richiesta di non passare nel nirvana e la dedica. Queste cose pensatele mentalmente. Dopo averle pensate mentalmente, recitiamo in italiano questi versi che sono del rituale di bodhicitta, ad alta voce tutti quanti insieme.
다들 생기동에다 이하나 저 마찬가지로 상계 이익을 주지 파나야 네 뭐 통틀을 예를 저번에 내가 등에 앉아 저지하는데 가능한 영상 사이에 되지 최선의 수행이 많이 투주셔야 어유셔야 된대시겠다 짱시고 여러 가지 탐도는 라진식이 지내 라마스와 신식이 현상으로 세워져있는 라진식 보는 주변 연인이 나와는 매번 마찬가지 때는 요구해 최연애가 매년가 가다 누구의 민족은 배웠다가 있는 산에 아니 나도 생긴 중에 그래서 또 상스당 보여줘라 아니 차도 있네 미치기 기분 아니 스르스르 상황하면서 매일에 대대시신 스르스르 대신 기분이 오야지 저거가 자 이제 이 산에 주주는 사람들이 아니 대경의 군세 전유성이 따셨네 아니 내가 수시 기록을 쓰는 거 그런데 전에 대대기 진신이 있잖아요 연애를 하고 싸우고 아니 그래서 또 굉장히 양는 자리는 어떤 스물이 경험을 스물을 드러내는 스물을 인도게 되는 차이는 대경의 군세의 전주성이 따시는 내는 여러분도 수시 기록을 쓰고 이제 이 산에 지신 나간다고 더 지신다고 지신 빠진다고 그걸 써서는 굉장히 민도 풀으시는 사람들이 되는 전주세를 쓰면서 말하는 셈 죽어요. 그러면 여기 죽어요. 미비전 도덕은 실수받은 대안에서 수고를 정해도 되니 어떤 죽어요. 미래만이 죽어요. 나는 미래가 모사 처음 죽어야 되는데 거기 모든 속을 샤워하는 당시 내가 대화를 딱 뜬금없이 되고 전주서부터 제 미래만이 대주체 현재적인 무엇이 있는지 몰라 잘하겠다. 책때기 누가 주셔야죠. 어제는 이제 늦으니까 사무실장이 이나는 디나는 저는 전주 사무실장이 사수만 그냥 합시다. 지금은 이거는 신경 한번도 나네. 실은 다들 점에서 산지 듣는 데 조금씩 생기게 더 생기수야들이 주로 이 시초가 사람들이 라라게 때문에 참여하네 때문에 가능하시기 참인지냐면 다시부처리 사가지고 오시죠. Ora, prima del rituale vero e proprio dell'accelerazione della mente, dell'illuminazione, dobbiamo riflettere quali sono i benefici di ottenere questa mente. I benefici più dettagliati si trovano studiando e praticando il Bodhisattva Charyavatara, così citando alcuni passaggi del Bodhisattva Charyavatara. Tutti i danni e le distruzioni del mondo vengono dall'egoismo, tutte le cose positive e le gioie del mondo vengono dall'altruismo. Questo è proprio vero, questo è proprio vero. Il più continua, se non cambi te stesso con gli altri, non abbandoni questo egoismo e lo cambi con l'altruismo, allora non ci sarà mai felicità. Guardiamo tutti i disastri, le guerre, i conflitti, dai piccoli ai più grandi che avvengono nel mondo, tutte le sofferenze alla fine da chi sono causate? Dal pensiero egoistico, dal pensiero che pensa sempre io e basta, che vede gli altri diversi, inferiori a noi stessi. Quello è ciò che causa tutti i disastri, per cui questo va cambiato, va forzato con l'altruismo, pensando più agli altri che a noi stessi. E in questo modo, così come ancora riporta il Bodhisattva Charyavatara, nel preciso momento in cui quella persona abbandona l'egoismo e sorge il vero pensiero dell'altruismo, questa mente di responsabilità universale dell'illuminazione, da quel momento in poi quella persona andrà da felicità in felicità, in questa e in tutte le altre vite future.
natura. È proprio questo pensiero che invece di pensare a se stessi pensa agli altri, che porta coraggio, porta sicurezza dentro se stessi, al punto in cui fin quando rimarrà lo spazio, fino a quando rimarranno gli esseri, anch'io rimarrò per eliminare le loro sofferenze. Tale coraggio deriva esclusivamente da questo altruismo universale, e i bodhisattva, coloro che hanno generato questo tipo di mente, questo tipo di altruismo, si chiamano bodhisattva. Sono esattamente come noi, hanno un corpo come il nostro, hanno un cervello come il nostro. La differenza qual è? Che noi, invece di utilizzare così bene la nostra intelligenza, il nostro cervello, lasciamo che sia preso dalle emozioni distruttive sotto il dominio e il controllo di emozioni distruttive e di egoismo, mentre invece i bodhisattva utilizzano la loro intelligenza, comprendendo, per ottenere il massimo dei risultati. Il massimo dei risultati, e per cui che cosa fanno? Abbandonano il pensiero egoistico e generano il pensiero di essere di beneficio per gli altri. Per cui, pensando in questo modo, riflettendo in questo modo, pagina 63, escludiamo le ultime 3 frasi, cominciando con la motivazione di liberare tutti gli esseri, fino a scusate, la mente dell'illuminazione. Lo recitiamo per 3 volte insieme ad alta voce. Adesso comincio, per cui cominciamo pensando, come abbiamo detto, con la motivazione di liberare gli esseri in Buddha, Dharma e Sangha fino al raggiungimento dell'illuminazione. Sempre prendo rifugio, con compassione e saggezza, con entusiasmo per beneficiare gli esseri senzienti, rimanendo di fronte ai Buddha, genero la mente dell'illuminazione. Adesso per la seconda volta. Con la motivazione di liberare gli esseri, Buddha, Dharma e Sangha, fino al raggiungimento dell'illuminazione, sempre prendo rifugio, con compassione e saggezza, con entusiasmo per beneficiare gli esseri senzienti, rimanendo di fronte al Buddha, genero la mente dell'illuminazione. Ancora tutti insieme, con la motivazione di liberare gli esseri in Buddha, Dharma e Sangha, fino al raggiungimento dell'illuminazione, sempre prendo rifugio, con compassione e saggezza, con entusiasmo per beneficiare gli esseri senzienti, rimanendo di fronte al Buddha, genero la mente dell'illuminazione. Adesso andiamo a pagina 86. Andiamo a pagina 86, per piacere, nella preziosa ghirlanda della visione della via di mezzo, e recitiamo i primi 3 versi insieme. Ad alta voce tutti quanti, per piacere. Possa io sempre essere un oggetto di godimento per gli esseri senzienti, secondo i loro desideri